Circa 52 le diverse etnie che lavorano gomito a gomito dalla mattina alla sera negli stabilimenti di Aia, una realtà, quella del gruppo leader in Italia per la trasformazione e la distribuzione di prodotti a base di carne, che si configura decisamente eterogenea. 7.770 i dipendenti, dei quali oltre 2.000 gli immigrati. Aia è un universo lavorativo complesso, tra i pochi con queste percentuali, anche a livello nazionale. A dirlo è una ricerca promossa dall'Ires CGL e dalla FLAI del Veneto, nata dall'esigenza sindacale di capire le trasformazioni sociali di uno dei più grandi gruppi avicoli italiani. Gli esiti della ricerca, durata 5 anni, sono stati presentati oggi nella sede di Ater dal sociologo Vladimiro Soli, che si è occupato dello studio. Il ricercatore ha lavorato sulla base di questionari raccolti tra i 5.700 lavoratori occupati nei 6 stabilimenti veneti del gruppo, oltre che su interviste ad operatori e delegati sindacali. L'azienda è un'azienda importante che ovviamente però affronta un mercato non facile e non semplice. Le difficoltà la inducono ad avere comportamenti di controllo del lavoro molto forti che possono creare conflitti con i lavoratori, col sindacato. Il sindacato deve gestire queste relazioni sapendo che ha problemi anche nel rapporto fra lavoratori italiani e lavoratori stranieri, tenendo conto sia della necessaria costruzione di una solidarietà fra i lavoratori, sia del fatto che l'azienda ha vincoli di mercato importanti.